E benvenuti a tutti, buongiorno, qui a Veneto in diretta, in questo spazio dedicato per lavoro in corso, quindi questa copertina, questo sportello dedicato per coloro che vogliono proporsi, avere una prospettiva per il futuro. Oggi in studio abbiamo come ospite il consocio di Antenore Energia, Filippo Agostini. Filippo, ben arrivato qui da noi. Bentrovati a tutti. Con Filippo parleremo chiaramente di quello che è una facciata, di quello che è anche un microcosmo del mondo di Antenore Energia. Intanto, Filippo, un piccolo riassunto, una piccola sinossi di quello che rappresenta l'insieme delle attività di Antenore Energia. Prego. Sì, è abbastanza semplice, è tutto legato al mercato energetico. Noi nasciamo come venditori di gas e luce agli utenti finali, quindi sia residenziali che partita IVA, le aziende in particolare. Ci stiamo allargando adesso al mercato dell'energia verde, rinnovabile, fotovoltaico, comunità energetica. È una cosa abbastanza complessa, ma pensiamo che sia il futuro ovviamente del mercato energetico. Certo Filippo, ovviamente lavoro in corso presenta anche la possibilità di aprire questa parola ai nostri telespettatori in modo tale che i nostri ospiti possano divulgare anche informazioni utili a chi voglia creare questi impieghi futuri. E Filippo, per voi che situazione rappresentate? Cos'è il vostro futuro a livello proprio di impieghi futuri? Gli imprenditori sicuramente è l'allargamento del mercato al fotovoltaico, alle energie rinnovabili, perché sono il futuro, sono banalmente, per parlare chiaro, il fotovoltaico, ma il fotovoltaico, detto così, è ben poco perché riguarda solo l'autoconsumo. In realtà bisogna allargarsi alle comunità energetiche. Comunità energetiche vuol dire lavorare nella zona, lavorare nel territorio, vicino al territorio. Chi produce energia può cederla al vicino di casa e avere un beneficio, entrambi hanno un beneficio. Certo, benefici che poi possono portare anche ovviamente a situazioni di assunzione, quindi lavoro in corso dedicato a coloro che possono proporsi alla propria azienda, alla vostra azienda. In questo caso che figure proponete, Filippo? Assolutamente, noi siamo sempre alla ricerca di nuove figure e in questo caso, essendo un mercato molto giovane, quello delle comunità energetiche, il fotovoltaico, il rinnovabile, la riqualificazione degli edifici, è difficile trovare persone già formate. Noi cerchiamo principalmente ragazzi giovani e ragazze giovani, neolaureati, anche persone che hanno un'età un po' più avanzata, ma che abbiano la voglia di venire da noi e imparare un nuovo mestiere, perché è un mestiere completamente nuovo, è un settore neonato. Certo, poi penso che sia interessante anche dare informazioni ulteriori su quello che può essere la formazione interna dei futuri impiegati di Antenore Energia. Certo, la formazione interna parte principalmente dal prodotto principale, o meglio quello storico, che è gas energia, e quindi banalmente una consulenza sulle tariffe, su come consumare e a chi abbonarsi per i propri servizi. E poi si sviluppa la formazione tramite ovviamente piano formativo interno su che cos'è una comunità energetica, cos'è un fotovoltaico, banalmente come è fatto un impianto fotovoltaico, quali sono i vantaggi di averlo e i non vantaggi. Anche arrivare a indicare al consumatore finale come e quando consumare. Certo, una cosa importante volevo che ribadissi insieme con noi prima di salutarci il concetto che è un po' il vostro leitmotiv, energia verde, energia rinnovabile. Come potrebbe commentarla, Filippo? A parte che è un atto dovuto, visto la situazione climatica, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, passare all'energia pulita, energia verde da fonti rinnovabili, con tutte le difficoltà che ci sono nel mezzo, ovviamente, ma è un atto dovuto, è un atto anche richiesto e anche quasi obbligatorio. È un settore nuovo, va seguito, sviluppato, la legislazione continua a fare nuove introduzioni, va seguito e sarà il futuro. Vendere solo banalmente gas e luce alla miglior tariffa riteniamo che per noi non porterà più a nulla. Un piccolo intervento, Filippo, su quello che è l'attenzione ai servizi di Antenore Energia dedicati da una parte ai privati e dall'altra dedicate alle aziende. Come riuscite, meglio voi, a distinguere entrambe le cose e offrirle al 100%? Assolutamente la nostra forza, oltre al prodotto, la tariffa conveniente, che comunque è in linea con il mercato, è sicuramente la comunicazione. Le nostre 11 sedi spazio nel territorio e il nostro sistema telefonico che risponde ai clienti ha un tempo di attesa medio, lo posso dire, di 7 secondi. La comunicazione è tutto, e specialmente in questo periodo, se uno banalmente vuole un'informazione, ha un problema o qualsiasi cosa
che riguarda la propria utenza, il proprio impianto fotovoltaico, la comunità energetica, ha la risposta in maniera immediata. Questa è la nostra forza. Fantastico. Bene Filippo, allora la ringrazio ancora per questo bel intervento e ovviamente ci vediamo per un prossimo appuntamento. Arrivederci. E quindi con questa bella chiacchierata fatta con Filippo Agostini, co-socio di Antenore Energia, un grande saluto a tutti quanti voi, ci vediamo a chiusura di questa puntata la prossima settimana. A presto!